Ben trovati amici di Officina Mediterranea, siamo qui con Renzo Cappellari, iscritto all'Officina Mediterranea Lombardia, che ormai conoscerete perché ha partecipato a più di una diretta con noi, però dopo naturalmente Renzo ti ripresenteremo a sufficienza. Intanto ti do il benvenuto. Grazie a voi per la vostra generosità nell'ospitarmi. Ma ti Questa è la pare? quarta volta, è la quarta volta. È un piacere. Grazie. Ricordo che per chi volesse donare il 5 per 1000 in sede di dichiarazione dei redditi, questo è il nostro codice fiscale 96104350 perché abbiamo sempre bisogno di supporto. Giusto Renzo? Ti Certo, chiedevi proprio che assolutamente. l'altro giorno avevi È un donato. appello al quale mi aggiungo anch'io, perché è importante. Le associazioni come la nostra hanno bisogno di sostegni corposi e questo può venire dal 5 per 1000, insomma. Ok, dopo questo appello, allora mandiamo la sigla per entrare nel vivo della nostra puntata. Certo. Sigla. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna restu io che scorrere in la cuore quando non riesci a dormire. Allora, ben trovati di nuovo a tutti gli amici di Officina Mediterranea che ci stanno seguendo in questo momento e a coloro che insomma ci seguiranno in differita. Questo è il nostro format dedicato alla poesia. La poesia è musica, la musica è poesia, puntata numero 39 e abbiamo un ospite, Renzo Cappellari, che come diceva è la quarta volta che per un suo libro, oltre le partecipazioni, ricordiamo alle nostre puntate a tema, vero Renzo, in cui insomma Esattamente, l'ultima è stata sulla follia nell'arte, molto bella, molto sentita. Quindi diciamo che sei una presenza ormai costante in Officina Mediterranea. Ricordo che Renzo è anche socio per la Lombardia Esatto. e niente, questa seppur è la quarta volta che presenti una tua opera, stiamo presentando proprio la primissima, il tuo esordio. La prima opera, sì, che si intitola Di voce viva ancora, poesie ispirate da Alda Merini e non ad Alda Merini. Sì, È perché importante. sì, ma io infatti è una cosa che avevo notato subito questo, perché non da Alda Merini, perché è un po' come se tu volessi dire che lei sussurra nel tuo orecchio, va per dire, sussurra la Esattamente, tua sì, anima, sì. sussurra Esattamente la tua così. anima, quindi e tu filtri i suoi pensieri. È una cosa che ti volevo chiedere, penso sicuramente che a parte il tuo amore, insomma, per Alda Merini, penso che ci sia uno studio approfondito su Alda Merini alla base. Sì, diciamo che io ho letto, credo, buon 70-80% dei libri di Alda Merini. Ho letto accuratamente la sua biografia, anzi ce n'è anche più di una in commercio. Biografie e anche autobiografie di Alda Merini. Che dire, mi è entrata a livello poetico naturalmente nel cuore, tanto che a un certo punto ho pensato di immedesimarmi nella sua condizione umana
che collima quasi perfettamente con la sua condizione poetica, e immedesimandomi ho dato vita a questo primo lavoro che appunto si chiama, ho intitolato Di voce viva ancora, poesie ispirate da Alda Merini. Questo è 2 anni fa, è accaduto più grosso modo, sì. Il lavoro è stato scorrevole per me, molto facile. Diciamo che prima ho pubblicato queste poesie sui social, soprattutto su Facebook, ottenendo discreti consensi, e questo mi ha incoraggiato ad andare avanti. E poi ci sono stati degli amici facebookiani, li chiamo così, che mi hanno incoraggiato a scrivere un libro, e io dopo tanti tentennamenti ho deciso di scriverlo, e sono qui oggi a presentarlo con voi. Ecco. Iniziamo subito con una domanda di un nostro di Donato in questo caso. Voleva Sì. sapere cosa significa per te Alda Merini, sia come poetessa che come figura umana, e come ha influenzato la nascita di questa raccolta. Allora, Alda Merini è sicuramente la più famosa, non posso dire la migliore perché è una classifica difficile da attribuire, ci sono tante poetesse brave, bravissime. Lei è sicuramente quella che è riuscita a far collimare quasi con precisione millimetrica la sua condizione poetica con la sua condizione umana. Nella sua poesia c'è tutta la sua umanità, c'è tutta la sua parte, per esempio, di follia vissuta concretamente. Sappiamo che Alda Merini è stata a lungo ricoverata in ospedale psichiatrico di Milano, il Paolo Pini, dai primi anni 60 fino ai primi anni 70, 10 anni di ricoveri. Ha conosciuto quindi direttamente la condizione mentale, in un periodo in cui ancora il manicomio si chiamava così, Manicomio Paolo Pini. Non c'erano tanti Prima della legge Basaglia, eufemismi. ovviamente. Sì, fino alla legge Basaglia, che è del 78. Sì. Lei è stata dentro e fuori praticamente dai primi anni 60 fino al 78. Poi con la legge Basaglia, insomma, è riuscita a tornare a casa, e quando aveva bisogno si poteva chiedere aiuto in quegli istituti che avevano sostituito in quel periodo, e ancora oggi il classico ospedale psichiatrico. Ci tengo a dire che allora si chiamavano ancora manicomi, senza tanti eufemismi. Oggi non li chiameremmo più così. Allora, è arrivata una domanda che direi ha colto nel segno, perché poi tu hai un gruppo che ha a che fare con Sì. non è la fine, non è una cosa che tu vai oltre, dici che la morte non, insomma, non Sì. sì, non ricordo il titolo del gruppo, che tra l'altro mi ha invitato anche. E niente. Non è il mio gruppo, però non l'ho creato io, la Però mi hai vita mandato, oltre la morte. tu lo invito, perché dice Sì. giustamente Matteo, di voce viva ancora, sembra evocare una voce che resiste nel tempo. Ma Sì. tutte le voci importanti, specialmente come ha ricordato Renzo, Alda Merini insomma, è stata importantissima come poetessa, quindi Fondamentale per la poesia al femminile italiana. Ricordiamo che la poesia al femminile è stata molto, come dire, limitata in Italia. la scrittura in generale, Renzo, è limitata. In generale, sì, in Italia pochissime antologie contengono poesie femminili, pochissime antologie, sono quasi tutte al maschile, le antologie. Sì. Lo so perché ho fatto un lavoro di ricerca su questo aspetto, ed è veramente sconvolgente pensare che nelle antologie più importanti siano presenti non più di 7-8 donne poetesse rispetto
ha un coacervo di poeti, 80, 90, Purtroppo questo è un che è problema incredibile. che un po' tocca tutte le arti, perché anche nella letteratura, guarda, è la stessa cosa. Se Certo, guardi i programmi ministeriali, quante autrici, scrittrici si studiano, a differenza di colleghi maschi. Comunque continuiamo a certo. rispondere a Matteo, dice: la voce è la voce di Alda Merini che continua a parlarle, o anche la voce della poesia stessa che si ribella al silenzio? Tutte e 2 le cose sicuramente. Alda Merini continua a parlarmi, io continuo a scrivere poesie immedesimandomi, nella sua lirica, pur rimanendo molto, consapevole che la mia lirica, non è certo, del livello di Alda Merini, ma comunque io ci provo. Il mio processo per avvicinarmi alla poesia di Alda Merini riguarda molto l'immedesimazione. Raggiungo questa pratica, chiudendo gli occhi, respirando profondamente come in un atto meditativo, e poi con la penna in mano scrivo credendo di essere lei. Ecco, Certo, questo è il processo. tu E per la stesso poesia in generale è la stessa cosa. Sto tu stesso scrivendo un libro, se posso dirlo, sui poeti estinti, un po' tutti, dedicando una paginetta per ognuno, con lo stesso principio, con lo stesso processo con cui ho scritto i libri, le 2 sillogi che ho dedicato ad Alda Merini. Sto Poeti facendo questo insieme poeti a un'amica estinti poetessa. mi ricorda un Sì, po' L'attimo fuggente, Dead Poets Society. esatto, esatto, sì, sì. Senti, stavo dicendo perché tu stesso questa raccolta l'hai definita una simbiosi poetica e onirica. Sì. Queste sono parole tue che ho trovato. Sì, 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 sì. Onirica perché io quando scrivo soprattutto le poesie di Alda Merini entro in un'atmosfera quasi di sogno. Devo abbandonare insomma un po' la razionalità, devo abbandonare un po' quello che sono io non sono come Alda Merini, non ho il suo vissuto. Io posso avvicinarmi al vissuto di Alda Merini soltanto, attraverso l'immedesimazione L'empatia. e l'empatia e l'immedesimazione, la comprensione, credo, profonda di quello che ha vissuto lei. È un esercizio che può fare veramente chiunque volendo, non parlo di poesia, ma in generale, per comprendere un po' il vissuto degli altri bisogna vestire per un qualche attimo nella quotidianità vestire l'abito che hanno vestito le altre persone. In questo modo si capisce Certo, a c'è un livello di. proverbio indiano, se non mi sbaglio, a proposito, dice: "Prima di giudicare qualcuno metti Beh, mettiti nei suoi panni. i suoi calzari Ma per 30 lune". ecco, Senti, c'è una domanda da Giacomo, sì. ehm, che è una domanda legittimissima e comunque, dice: le sue poesie sono un omaggio o un dialogo o una riscrittura ideale della poetica mariniana? Io direi Eh. un po' tutte e 3. Un po' tutto, esattamente. Un omaggio perché, ritengo che, la poesia della Merini sia una poesia altissima, proprio perché è intrisa di, connotati umani, difficilmente presenti nelle altre poesie, sia italiane che di altri autori stranieri. Certamente, Alda Merini è ancora famosa oggi proprio, ehm perché ha saputo coniugare tanta parte della sua vita con le pagine più belle della sua poesia. Credo che oggi sia l'esempio più eclatante, almeno in Italia, di poesia che si fa carne attraverso il vissuto poetico che diventa, vissuto concreto, vissuto del quotidiano. Per esempio l'amore, la follia, il mondo dei mendicanti sono tanto, tanto presenti nella poesia meriniana, e questi 3 aspetti nutrono moltissimo
tutto il mondo letterario e poetico italiano, e non solo, è molto conosciuta per esempio anche in Francia, un po' in tutta Europa, ma è molto conosciuta e molto amata anche in Francia, Alda Merini. Senti Renzo, Fabio ti chiede, proprio per quello che hai detto tu, che è intensa la poesia della Merini, cioè dà tante emozioni, no? Di vita, del suo vissuto, eccetera. Certo. È stato difficile confrontarsi con una voce poetica così potente e personale. Diciamo che ho dovuto leggere tanto Alda Merini. Quello che dicevo io prima, c'è un Sì. buono studio alla base di questi Per lavori. uno studio credo ci ho impiegato tanto, almeno un annetto prima di decidermi a scrivere nel modo che ho descritto, cioè attraverso l'empatia e l'immedesimazione, che peraltro è arrivata all'improvviso questo impulso, non era studiato a tavolino assolutamente. Io ero innamorato delle poesie della Merini, che non avevo quasi mai letto. Ho letto parecchio i poeti classici del Novecento italiano come Ungaretti, Quasimodo, Montale. Qualcuno poi mi ha detto: ma scusa, ma perché non leggi la Merini, che è ha una poesia, una lirica stupenda? Allora ho cominciato a leggerla e, diciamo, per un anno mi sono immerso nella sua poesia, dopodiché mi è arrivata questa ispirazione, mi sono detto: proviamo a scrivere come se fosse lei. E il risultato, almeno da quello che mi è stato detto dai lettori, è stato più che soddisfacente, credo. Sì, perché ricordiamo che tu in alcune poesie fai parlare proprio lei, cioè l'io Sì, lirico sì, sì. è la Merini, filtrata Parla sempre lei, è dalla tua sempre lei che parla. filtrata Sì, dalla sì, tua hai ragione. sensibilità, dicevo, però è lei che parla. No, vabbè, in alcune Sì, poesie sei anche tu che parli. Come per sì, esempio, è vero. accontentiamo anche qualcuno che ci ha chiesto una poesia, la prima poesia della raccolta, che proprio Sì, diciamo ci presenta la poetessa, perché sì, ci presenta proprio la sua vita, il sì, legame tra la sua vita e la sua poetica, che è rappresentato in pieno esatto, dalla sua data di nascita, che rappresenta l'inizio della primavera, della rinascita, della certo, trasformazione, eccetera. Quindi leggi esatto. questa poesia: nascevi oggi. La leggo io? Sì, sì. Nascevi oggi, 21 marzo. Nascevi oggi e l'equinozio ti passava accanto, ti benediva il suo divino lascito, e tu, soave musa della parola, crescevi alla sua sponda gentile. Tanto soffristi, ma le tue lacrime son divenute sublime canto, Alda. Grazie che ci sei stata, che tanti derelitti hai salvato dall'abisso. Oggi ti dedichiamo il nostro afflato triste, il nostro umile rimpianto. Allora, faccio qualche osservazione io, poi tu dimmi, Sì, 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 correggimi, aggiungi. certo, Allora, l'equinozio ti passava accanto, sembra quasi una predizione celeste, un'energia certo, cosmica che ha questa poetessa, data da questa data di nascita emblematica, che poi è diventato anche la giornata internazionale della poesia, giusto? esatto, sì, sì. Perché dice appunto ti benediva il suo divino lascito, cioè quello della primavera. È qualcosa di magico, no, per una poetessa, nascere proprio nel giorno dell'equinozio di primavera, quindi credo che in Ricordiamo, qualche modo ricordiamo la sì, sua dimmi. poesia, sono nata il 21 di marzo, il 21 di primavera. La sua poesia, certo, certo, anche lei ricorda questo fatto. Questa Ehm, nascita, diciamo che un po' magica, magica, come l'hai definita magica, tu. divina, tra il divino e il magico. Forse è stata influenzata tutta la sua vita da questa, possibilità di nascere in un giorno così speciale. Perché poi l'equinozio rappresenta il giorno in cui luce e oscurità sono Esatto, uguali, e questo è pure esatto. secondo me è evocativo del fatto che la Merini ha avuto una vita di luci e E ombre. ombre, assolutamente.
È E una vita, sì, sì. poi Parla pure, parla pure. quando tu dici tanto soffristi, ma le Sì, tue lacrime son divenute sublime canto, è proprio secondo me uno dei che hai anche tu nella tua poetica, perché poi tu ti sei ispirato a Merini e da Merini, come dir si voglia, è ehm, vero, è vero. è perché ti senti Lo vicino a lei. ammetto, Cioè, lo ammetto. lo scopo di trasformare il dolore in bellezza, di Sì, trovare il bello anche nelle cose brutte. Lei è riuscita certo, anche di trovare la bellezza anche negli angoli più brutti del manicomio, per esempio, no? esatto. Ha trovato Eh, delle amicizie, delle fratellanze, ha trovato anche un amore all'interno del manicomio, un amore importante che poi le è stato strappato via. Lei lo racconta molto bene nella sua biografia, nell'autobiografia, le è stato strappato via proprio perché nel manicomio vigeva questa legge totalitaria che gli uomini dovevano rimanere separati dalle donne, mentre lei si incontrava con questo era veramente un malato mentale. Io non ho mai creduto che lei lo fosse più di tanto. Diciamo, la sua follia era una follia esistenziale più che mentale. Poi, ovviamente, è diventata follia vera e propria perché dopo 49 elettroshock vorrei vedere chi Vabbè, non certo, diventa, non veniva curata come non oggi, veniva e anche curata. oggi qualcuno avrebbe da ridire, però comunque c'è una diagnosi che come ho letto Sì, io, sì, sì, di bipolarismo, quindi non è che certo. non c'era qualcosa. Però Lei dice che forse questo all'inizio era qualcosa. sana, è diventata matta in manicomio, questo è quello che dice Sì, lei ma nella l'essere biografia. bipolare non è, cioè, vedi, in questi ambienti il termine matto non piace neanche, non piace neanche usarlo a chi opera nella psichiatria, perché è riduttivo, è generalizzante, non serve. Se Certo, uno ha una sindrome bipolare, è un processo organico, chimico, che va curato e non va stigmatizzato, questo e basta. certo. Perché Ma ce ne sono stati tanti che l'hanno avuta, questo tipo di. Ma anche tra gli artisti di oggi ce ne sono tanti, perché certo. non sono cose. Ecco, prima si riduceva a dire tutto, sei folle e basta. Non è così. Dai tempi di Alda Merini era questo il discrimine, tu sei folle e basta. Vabbè. Il Ai tempi di bipolarismo non Alda era Merini quasi si considerato. schiaffavano in manicomio anche bambini abbandonati, orfani, donne che loro consideravano promiscue, eccetera, eccetera. Non ne parliamo proprio di come era ridotta la psichiatria a quei tempi. Certo, Vabbè, ritornando alla vero, vero. poesia, che tu concludi appunto con una dedica, io volevo farti la domanda quando dice grazie che sei stata, grazie che ci sei stata, che tanti derelitti hai salvato dall'abisso. Ti senti uno di questi derelitti? Mm. Non credo di essere uno di questi derelitti, non so dire se purtroppo o per fortuna. Beh, in ogni caso mi ha salvato perché tutta la poesia, quella vera, in ogni caso è salvifica. C'è un bellissimo libro che si intitola, un saggio sulla poesia che si intitola La poesia salva la vita. E io credo che questo sia assolutamente un aforisma, un modo di dire che non è generalizzante, ma è assolutamente vero. La poesia ti può davvero salvare la vita. Certo, ci sono anche altre cose più importanti e più dal punto di vista del nutrimento interiore, più determinanti forse, ma la poesia è un nutrimento interiore imprescindibile, come Certo, lo può essere la letteratura. Non credo ci sia certo, una certo. grande distinzione. La E bella infatti io letteratura, penso che le persone come Alda Merini abbiano usato la poesia come catalizzatore, come, ecco, per ridare dignità alla loro condizione, perché appunto abbiamo ricordato che la dignità veniva calpestata nei manicomi.
Assolutamente. Rispondiamo a qualche domanda. Allora, Corrado Dolce, la poesia oggi può ancora incarnare lo spirito ribelle e visionario che era proprio della Merini? Lei sente che la sua scrittura possa proseguire quella missione, cioè la missione ribelle e visionaria? La mia scrittura intende? La mia adesione alla scrittura della Marin? Ma io ci provo e non ho tante velleità di riuscirci, certamente ci provo. Diciamo che questo fatto di che io mi provi empatia e quindi attraverso l'empatia riesca a scrivere un pochino come scrive lei, mi dà tanto coraggio, mi dà forza e soprattutto mi piace che mi venga naturale, non ci devo studiare troppo sopra. Quando io mi collego empaticamente con la Merini è come se la mano andasse libera da sola e riesco bene o male a scrivere sempre qualcosa di discreto, a volte anche di buono, così mi dicono, questi, mi appello a chi giudica un po' le mie poesie. Ne ho scritte ancora tante. Senti Renzo, il tempo purtroppo non è tanto a nostra disposizione. Certo. Per concludere, poi mi chiedo scusa agli altri amici che non abbiamo risposto a tutte le domande. Tu naturalmente dopo vai Vado a vedere, cerco di rispondi a rispondere. tutti. Certo. Per concludere, ci vuoi leggere un'ultima poesia e poi ci salutiamo? Sì, allora leggo una poesia che ha a che vedere proprio con il manicomio, si chiama La prima volta, che non è la prima volta che si può pensare, no? La prima volta che magari... Ci sono tante prime volte, vabbè, Ecco, io ho capito qualcuno ovviamente. ha detto, ma è la prima volta riferita all'atto amoroso? No, Vabbè, è la prima volta che è è una la prima lettura volta che è stata superficiale. ecco sì, Sì, ti che è riferisci stata all'internamento, certo. esatto, la Infatti, prima volta. si capisce perché poi tu hai una scrittura molto chiara, cioè Sì. usi anche immagini evocative, suggestive, però comunque la tua poesia è, devo dire che è pienamente Che non accessibile. si presta a fraintendimenti, vuoi dire forse, sì. Sì, Sì, è sì. accessibile, non è così È semplice. difficile ti arriva, insomma. Certo, ti ringrazio per questo, lo considero un gran bel complimento, perché è proprio quello che voglio trasmettere, la Certo, ma semplicità. pure io da scrittrice che scrivo anche poesie, ma mi occupo anche di narrativa, penso che uno scrittore debba essere chiaro con il proprio lettore, cioè perché scrivere cose troppo arzigogolate, usando un termine un po'... Esattamente. Vado? Sì, vai. Allora, la prima volta fu contro la mia anima. Mi ribellai perché non capivo ancora. Avrei perso tutto e a nessuno importava nulla. I matti lo sapevano perché era accaduto prima a loro. Con lacrime vuote seppero consolarmi dalla brutale indolenza dei miei lacci stretti. Cioè si capisce tutto perfettamente, insomma, secondo me. I lacci stretti sono quelli, Certo, quelli che ti legano usavano quando appena, insomma, ricoverata, quando ti stanno sedando. sì, lei esatto, è stata sedata e legata coi lacci, sì, Vabbè, allora si usavano così. ma guarda, anche adesso quando fanno i TSO più o meno va a finire sempre in questo modo. Se ci sono, è ovvio che qualcuno che viene portato non di sua volontà sia scosso da questa cosa e quindi c'è bisogno di calmarlo. Certo. Puoi dirci qualcosa? Certo, ora viene usato nei casi più estremi, non come una volta che era quasi di routine. Puoi dirci qualcosa a proposito di questa poesia in particolare? Sì, questa poesia è riferita soprattutto al primo ricovero, si capisce, la prima volta è il primo ricovero, che è stato immediatamente successivo a una telefonata
cioè ha un litigio che la Merini ha avuto con il marito di allora, il primo marito Ettore Carniti, quello dal quale ha avuto tutte e 4 le sue figlie. È un litigio abbastanza violento dove lei tirò una sedia al marito, che si spaventò, chiamò il pronto intervento, non so come si chiamasse allora, e vennero a prenderla e la portarono, invece che all'ospedale, la portarono al Paolo Plini, questo famoso manicomio, e lì cominciò il suo calvario umano da quel ricovero. Non è vero che lei era obbligata a rimanere, e questo è un po' un fraintendimento che si è creato, forse per mitizzare ancora un po' di più la sua immagine, che non ne aveva bisogno peraltro. Il fatto è che lei ha voluto rimanere, perché poi dopo un paio di settimane il marito, pentitosi di averla fatta ricoverare, andò per riprenderla e portarla a casa, ma lei disse: no, preferisco rimanere, perché qui qui c'è più pace rispetto a dove mi vuoi portare tu in famiglia. Lei allora aveva 2 figlie, le prime 2, e diciamo che la vita familiare la costringeva a fare a una routine che lei non poteva più sopportare. Ecco il motivo di quella sua scontentezza, che poi è sfociata in quel brutto litigio che ha consentito poi il suo ricovero. Ecco, questo è riferita a quel momento, Va la bene, poesia. Renzo, ci dobbiamo congedare purtroppo. Certo. Io ricordo che il tuo libro, ricordiamo, Di voce viva ancora, poesie ispirate da Alda Merini, se donato Sì, la slide, è acquistabile su Amazon e in più lo possono richiedere a te personalmente con tanto di... You Can Print, no scusa, è You Can Print, non è Amazon. No, sì, You Can Print 2003, però si Sì. trova su Amazon, penso. Si trova anche su non lo sapevo, scusa. Non lo sapevo. Penso Oppure che potete richiederlo a me a te personalmente al direttamente. tuo profilo Io Facebook. io ne ho tante copie, quindi E quindi potete richiederlo. ecco, lo possono anche avere con tanto di dedica. Esatto, Un libro consigliato specialmente agli amanti della Merini, che abbiamo visto certo. tu parli, è un dialogo con lei filtrato appunto dalla tua poetica, che molto affine a quella di Alda Merini, per empatia, possiamo dire. Sì. Certe volte sembra, non vuole essere un falso complimento, ma lo penso davvero, sembra che stia parlando proprio lei. Io ho avuto l'immagine leggendo le tue poesie. Me lo hanno detto, qualcuno è rimasto veramente incredulo, pensando che fossi io e non lei a scrivere. Sì, è stata detta questa cosa. Sì, ti E, ringrazio comunque. e niente, ti ringrazio di nuovo di essere stato con noi e Grazie a voi. ti esorto ancora a rispondere agli amici che purtroppo non ho potuto Certo, accontentare in questa breve adesso diretta. vado a vedere. E ci vediamo spero di averti, ecco, con questo libro che stai preparando, di nuovo ospite qui ad Officina Mediterranea. Sicuramente ci sarò. Grazie a voi, Un grazie. saluto di nuovo a tutti gli amici che ci hanno seguito e anche a coloro che vedranno il video in differita e nient'altro. Ciao Renzo. Grazie Cinzia, Buonasera. grazie Donato, grazie a Officina Mediterranea, che è questo stupendo sito dove è possibile parlare di cultura a tutti i livelli. E vi esorto a iscrivervi al profilo di Facebook di Officina Mediterranea. Sì, anche Grazie ancora. all'associazione proprio, Anche ovviamente. all'associazione, esatto. Tramite le nostre Mi sono mail, iscritto. se Donato la vuole mettere in sovrappressione, la mail per iscriversi ad Officina Mediterranea, che non la ricordo Certo. in questo momento. Ce l'hai Donato? Da mettere in sovraimpressione? Quando non riesci a dormire